Oggi giornata meravigliosa, direzione Augusta per un incontro con il mondo produttivo. È positivo e sereno Edita Maio dopo il provvedimento di sospensione emesso a suo carico per 20 giorni dal partito assieme al capogruppo di Forza Italia al comune di Palermo Ottavio Zacco dal collegio dei Provviviri dopo il loro deferimento da parte del vicepresidente della Camera Giorgio Mulè. In merito alle notizie delle ultime ore afferma: abbiamo preparato il ricorso al provvedimento di sospensione chiedendo la revoca immediata. Nel frattempo continuiamo a lavorare per la Sicilia perché a differenza di altri, sottolinea, non ho mai campato di rendita, e lo scrive sul suo profilo Facebook. Tema della contestazione: alcune frasi pronunciate da Zacco nel corso di una manifestazione elettorale di Forza Italia del 7 maggio 2024 in occasione delle elezioni europee. La decisione dei Provviviri, commenta Zacco, a parer mio è un chiaro messaggio politico e ha come sfondo logiche che non mi appartengono. Nonostante ciò continuerò a lavorare per il bene di Palermo e dei cittadini come ho sempre fatto, conclude.